cosa dei bot. Buongiorno. Prima di dirvi il nome del personaggio, dell'ospite di oggi, ve ne illustro alcune caratteristiche. È giovane, anzi è il più giovane sindaco alla guida di un capoluogo di regione. Ha 36 anni. Quando ha assunto la carica di primo cittadino, si è dimesso, ha rinunciato al doppio incarico dimettendosi da consigliere regionale e rinunciando così a uno stipendio più alto e a un futuro vitalizio. Ha pagato di tasca propria l'abbonamento al Teatro Lirico. Già avere un abbonamento al Teatro Lirico è un segno di distinzione, lasciatemelo dire. Pagarlo di tasca propria è un doppio segno di distinzione. Ha ridotto le auto blu e il numero degli assessori. Nella sua giunta ci sono 6 donne e 4 uomini. Ha utilizzato gli immobili del comune invece di andare ad affittare. Sappiamo come si affittano queste cose qua e là. Insomma, ho fatto il ritratto di Massimo Zedda. Da parte di mio nipote, ma c'è il fatto che siamo circondati da una tale selva di esempi negativi che quando si trova un esempio positivo uno non solo rifiata, ma tende magari un pochino a essere enfatico. Devo anche presentare i ragazzi e le ragazze ospiti di questa puntata, che sono gli allievi dell'Istituto Don Lorenzo Milani di Gragnano, famoso non più che per l'istituto per altre caratteristiche, in provincia di Napoli, che sono accompagnati, eccola qui, dalla professoressa Raffaella Cuomo. Buongiorno, grazie professoressa di aver accompagnato questi ragazzi qua. Allora, io vorrei che le farò delle domande di curiosità di cittadino e di lettore di giornale. Sì, adesso lo diciamo. No, mi ricordavano di dire che Zedda è sindaco di Cagliari, vabbè, ma sarebbe venuto, non sia impaziente, sarebbe venuto nel proseguo della conversazione. Dicevo, è stato pesante, ha incontrato ostacoli, ha dovuto superare prove per prendere i provvedimenti che ho sinteticamente elencato, o è stato semplice, diciamo? No, è stato, innanzitutto buongiorno e grazie per avermi invitato, è un piacere. No, è stato semplice alla fine, non è stato così complesso, però il problema è che fanno notizia gli esempi negativi, perché invece di esempi positivi ce n'è tanti che non fanno notizia. Io conosco tanti giovani, meno giovani, diversamente giovani, che fanno politica da tanti anni e si sono sempre caratterizzati per onestà, serietà. Quindi allora Zedda, siccome sono sicuro che è la verità, lei dopo riservatamente ci dica qualche nome. Noi volentieri, siccome spesso, come tutti i giornali, dobbiamo parlare delle cose che non vanno, se lei ci dice qualche nome di persone che vanno, noi volentieri le vorremmo far vedere, anche per rifiatare un po', no? Certo, no. La differenza è che a me è stata data la possibilità di governare una città e avere una visibilità maggiore nel fare alcune modifiche, interventi che attengono all'utilizzo in modo serio e attento delle risorse pubbliche, in particolar modo in una situazione di crisi economica come questa. Lei, voglio sia sincero, risponda alla verità. Il personale, non dico la giunta che l'ha scelta lei, quindi saranno persone di sua fiducia, il personale, la burocrazia, come ha accolto queste innovazioni generalmente, nella maggioranza? Ma credo innanzitutto che non si aspettassero una vittoria mia alle elezioni, e poi
molta della macchina amministrativa, cioè la macchina amministrativa è il personale, quindi dipendenti. Io li conoscevo perché ho lavorato per 5 anni al Comune di Cagliari e per 5 anni ho fatto il consigliere comunale, quindi non ero esattamente... Ha cominciato da bambino? Sì, all'incirca. Sì, prima ero consigliere comunale, poi consigliere regionale, sì. Poi sindaco. Vabbè. Senta, e cioè, quanto... avevo 18 anni comunque. Aveva 18... Beh, sì. Insomma, si è cominciato presto. Senta, da quanto tempo è in carica? Da 7 mesi. Da 7 mesi. In 7 mesi sono abbastanza per formarsi, diciamo così, un'opinione. L'opinione pubblica cagliaritana che lei può cogliere, eccetera, come... Ancora c'è la luna di miele con gli elettori, sì, ancora, poi non sarà sempre così perché no, certo, la situazione per gli enti locali è difficile, realmente difficile, perché questi tagli abbiamo iniziato a farli a giugno e poi le diverse manovre, le 3 manovre fino all'ultima del governo Monti hanno ridotto a tal punto le risorse da non aver più messo da parte una lira rispetto, un euro meglio, rispetto ai tagli fatti. E quindi non avere la disponibilità di quelle risorse, pur avendo tagliato, ridotto le spese superflue, definiamole così, non avere la disponibilità di queste cifre da reinvestire in sviluppo, in strategie certo. Per la città e per i cittadini. Parliamo proprio di questo, di tagli alle spese, ai costi esorbitanti della politica. C'è un documento. Le province saranno praticamente svuotate, le giunte vengono abolite e i consigli saranno al massimo di 10 componenti, presidente compreso. Oggi possono arrivare anche a 45. Sembra essere questa la misura più forte sui tagli alla politica del governo Monti. Di fatto lo snellimento delle province dovrebbe portare complessivamente un risparmio di oltre 500 milioni l'anno. Gran parte delle loro funzioni passerà a comuni e regioni e alle province verranno riservate solo le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento. Il governo non ha il potere di cancellarle totalmente, ha spiegato Monti, che però si dice pronto ad assecondare iniziative in tal senso. Scure anche sulle authority, i vertici saranno più snelli, anzi quasi dimezzati. I membri passano dagli attuali 50 a 28. Il provvedimento tocca tutti, dall'autorità per le comunicazioni all'antitrust, alla Consob, al CNEL. Ecco, questa è una... Voi avete avuto echi negativi di questi tagli, se devo stare a quello che lei ha appena detto? Beh, non sono ovviamente, i tagli che hanno inciso sugli enti locali, sui comuni, non sono quelli che riguarderanno le authority, ma sono minori risorse e blocco della spesa dato dal patto di stabilità. Totò avrebbe detto a prescindere, cioè a prescindere che un comune sia virtuoso o spendaccione, sprecone. Però veda, lei prima ha detto una cosa importante, ha detto c'è la luna di miele, non durerà sempre. Io mi ricordo quello che ha detto il Presidente del Consiglio Monti quando ha parlato alle Camere la prima volta, ha detto i costi veri della politica non sono quelli di cui tutti parlano, e immagino che parlasse degli stipendi, delle indennità, eccetera. Sono anche quelli. I costi veri della politica sono una politica che bada a conservare il consenso e dunque dice di sì a tutti, invece di pensare alle prossime generazioni e dunque avere anche il coraggio di dire dei no. Allora, quando lei dice la luna di miele non durerà per sempre, io sono contento, perché lei dovrà prendere delle decisioni controverse, sono sicuro che lo farà nell'interesse generale, ma dove scontenterà delle persone, dei ceti, dei gruppi, delle categorie, certo, dei quartieri, non so. Accadrà. Nel senso che si deve guardare un interesse più generale e non particolare. E il costo maggiore, ha ragione lei, è quello dell'assenza di strategie per lo sviluppo futuro, perché non ci sia una ricaduta immediata che poi abbia un tornaconto elettorale per chi amministra in quel momento, ma possibilmente ci sia un percorso che poi altri erediteranno e potranno proseguire perché qualcosa venga lasciato alle generazioni future. Questo mi sembra essere il limite vero, il costo maggiore della politica italiana in termini di assenza di strategie, di pensieri lunghi. Io volevo fare un'altra cosa, volevo richiamare l'attenzione del sindaco e di chi ci ascolta sul fatto che questi giovani vengono da un istituto di Gragnano in provincia di Napoli
che è una zona, diciamo, non particolarmente favorita oggi dallo sviluppo sociale, dalla quiete, dalla tranquillità, eccetera. Quindi sono dei ragazzi che si preparano in questo istituto. Vuole prendere il microfono, professoressa, un momento? Questo istituto che ho presentato prima, Don Milani, che raccoglie? È un polispecialistico, raccoglie liceo scientifico, tecnico e socio-psicopedagogico, e stanno tutte qui le tipologie di scuola. Questi ragazzi sono tutte e tre le tipologie. Grazie professoressa. C'era prima una ragazza che si chiama, credo, Emanuela, eccola lì. Emanuela, lei prima mi diceva una cosa che mi ha colpito. Ripeto la domanda che le ho fatto fuori onda. Che vuole fare da grande? Voglio fare il carabiniere. Ecco, e perché vuole fare il carabiniere? Perché ho voglia di riscattarmi dalla società in cui sono cresciuta. Quando esco di casa e mi guardo attorno mi rendo conto che c'è tanto da fare. Che purtroppo col passare del tempo, invece di regredire, cioè di progredire, mi scusi, Sì. Si va indietro. Ho capito. Si va indietro e noi giovani dobbiamo reagire, perché noi siamo il futuro del paese e dobbiamo avere le idee chiare su quello che vogliamo fare in un futuro. Quel giovane con quella squillante maglia rossa che le siede accanto, che pensa del proposito di Emanuela? Lei come si chiama? Alessandro. Alessandro, che ne dice? Io concordo pienamente con lei, infatti vediamo il mondo con gli stessi occhi, siamo due giovani dello stesso istituto, siamo sempre insieme e quindi la realtà è questa. Ah, non è un caso che siate seduti una accanto all'altra. Sì. Ho capito. Beh, insomma, c'è qualcuno che invece, signorina, lei forse dissente da quello che ha detto Emanuela? Lo volete dare il microfono a quella ragazza con i capelli lunghi? Sì, comunque sono d'accordo con le Come sue si idee. chiama? Annalisa. Annalisa. Sono d'accordo con le sue idee. Anche lei? Sì, Ma sicuramente. Vabbè, insomma, sono contento. C'è qualcuno che vuole dire, ma insomma mi sembra un mestiere pericoloso, inutile? Lei forse? No? Sì? Lei con la barba? No. Sì o no? No, va bene.